Lunedì 30 settembre 2024, dagli studi di Radio ABM Marco Crepaz, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Beluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine dei quotidiani bellunesi. Cominciamo con il quotidiano del Corriere delle Alpi. Ecco come si apre l'edizione di oggi. La notizia in primo piano riguarda il futuro delle unioni montane, in questo caso della provincia di Belluno, ma a livello veneto. Questo il titolo: via metà unioni montane. Il nuovo disegno prevede un solo ente tra Cadore e Comelico. Longarone e Alpago finirebbero nella Val Belluna insieme con Ponte e il capoluogo. La regione vorrebbe portarle da 9 a 4, attesa nei prossimi giorni la risposta del territorio. Entro i primi giorni di ottobre la regione Veneto vorrebbe che il bellunese assumesse un preciso orientamento sul futuro delle unioni montane. Attualmente sono 9, Venezia vorrebbe ridurle a 4, al massimo potrebbero rimanerne 5, ma sarà mai possibile dimezzarle? Ci stiamo fruttuosamente confrontando, reagisce il presidente veneto dell'UNCEM, che è il bellunese Ennio Vigne, dopo il recente incontro con i presidenti delle unioni, ma ci sono tante criticità da risolvere. L'approfondimento di Dalmas a pagina 14. Cortina, un inverno con i cantieri, adatteremo la viabilità. L'inverno preolimpico sarà caratterizzato dai tanti cantieri presenti in paese. Comune e impiantisti ci stanno pensando. L'approfondimento di Micheli a pagina 15. Belluno, coppia aggredita, la moglie accoltellata a un braccio, i due accerchiati da un gruppo di giovani. Lui è stato picchiato, entrambi sono finiti in ospedale. Indaga la polizia. L'approfondimento di Sosso lo troveremo a pagina 18. E la foto di copertina è dedicata allo sport. A Praga la judoka feltrina si arrende solo alla francese De Berdt nella categoria 63 kg. Fantastica Agnese Zucco e argento agli europei. La feltrina Agnese Zucco con il judogi bianco in azione ai campionati europei di Praga, come vediamo in questo scatto. L'approfondimento di Pasucca, pagina 43. Fonzaso, carri in parata in onore dell'uva. La parata dei carri allegorici dedicati alla viticoltura e ai prodotti della terra ha chiuso in bellezza ieri in centro a Fonzaso. L'intenso fine settimana della festa dell'uva, tra il rombo di trattori, canzoni di un tempo, assaggi di vino locale distribuiti dai carri decorati con tralci, frasche e fiori. Anche quest'anno il rito autunnale fonzasino ha richiamato in paese visitatori da tutto il Feltrino e non solo. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano ci porta in Cadore: un bambino salvato da un cane. Ha una malattia rara, ma un golden retriever può aiutare lui e la famiglia a migliorare, e la mamma spiega come. Joshua è un bambino di Valle di Cadore con la rara sindrome di Alstrom, una malattia degenerativa che ha causato il peggioramento della sua vista e delle sue condizioni fisiche. I genitori, Deborah e Ruben, hanno trovato un sostegno importante in un cane d'assistenza, un golden retriever di nome Zeus, che gli aiuta nella gestione della salute di Joshua, riconoscendo persino variazioni di glicemia prima dei sensori medici. L'addestramento di Zeus è un percorso lungo, impegnativo, per alcuni potrebbe anche essere definito costoso, ma ha portato grandi benefici emotivi e pratici alla famiglia. Se prima mamma e papà si sentivano soli nell'affrontare la malattia assieme a Joshua, ora c'è chi può dar loro una mano, anzi una zampa. Per sostenere altre famiglie con difficoltà simili, hanno organizzato una cena solidale il 12 ottobre in piazza a Pieve di Cadore. L'approfondimento lo troveremo a firma di Vecellio a pagina 8. La foto di copertina: Belluno, oltre 300 concorrenti alla 10ª edizione, trail del Nevegal di corsa sulle creste. Insieme ai podisti al trail del Nevegal, ieri la 10ª edizione. L'approfondimento di Cavaletta a pagina 12. Belluno, Spessarena, il futuro in consiglio, politica, che troveremo con un articolo a firma di Federica Fanta a pagina 10. Danneggiati i cavi elettrici, Valle resta al buio. Si cammina al buio fino alla riparazione del guasto. Succede a Valle di Cadore, riguarda la pubblica illuminazione che ha subito un importante danno. Non c'è luce dal comune e fino alla fine del paese direzione Venas, comunicava ieri la sindaca Marianna Offer. A causare il problema, spiega ancora la Offer, la ditta che lavora la variante che ha danneggiato alcuni cavi della luce pubblica. Del fatto ci si è accorti sabato sera, quando con l'avvicinarsi dell'imbrunire le luci in strada non si accendevano. Per motivi di sicurezza, da ieri sera l'illuminazione pubblica del comune in poi non sarà in funzione. L'approfondimento di Bolzonello a pagina 8.
Falcade Sedes Monteghea, festa in Val Biois con gruppi folcloristici da tutta Italia, l'approfondimento di Fontanive a pagina 7 e ancora Parchi Avventura, sinergie per sopravvivere, un settore turistico che può svilupparsi, servono più legami, l'approfondimento di Vecellio a pagina 3. Al Pago 2 navigatrici non vedenti alla gara di ottobre, il libro delle note in braille, l'approfondimento a pagina 2. E ancora dallo sport, doppio pareggio per le squadre bellunesi del campionato di eccellenza. L'approfondimento da pagina 12 a pagina 13. Pallavolo, sorpresa Limana, Feltre cede in casa il derby di Coppa, l'approfondimento da pagina 22 a pagina 23. E adesso una notizia sportiva che interessa la nostra web radio: le azzurre si raccontano ai bellunesi nel mondo. In collegamento dal Canada l'intervista che i media dell'ABM hanno realizzato con le cortinesi Costantini, Zardini, Lacedelli e Lo Deserto, l'approfondimento di Dibona a pagina 20. E a pagina 2 è sempre lo sport a far da padrone, libro in braille, navigatrici non vedenti per i piloti. Saranno in gara al trofeo al Pago del 19, prima gara di motori inclusiva in provincia, parliamo ovviamente del 19 ottobre. L'auspicio è che qualcuno che ha la stessa disabilità possa appassionarsi e divenire lui stesso poi protagonista. Pier Vincenzo Dei Pra, patrone dell'evento, per noi questo è un ulteriore orgoglio. Siamo a pagina 3, il Parco Avventura senza sinergie non c'è sviluppo, affluenza positiva ma manca un futuro, 2 mesi frenetici non possono bastare, un forte appello arriva dalle 3 cime, non bastano i percorsi, servono i servizi. L'azienda Eurosporting ha investito molto nel comprensorio del Monte Agudo, forse troppo. E sempre in merito alla stagione estiva, l'obiettivo è tenere aperto tutto l'anno, il segreto? Tenersi stretto al personale. Stranieri in aumento, tra luglio e agosto il 30% degli utenti registrati veniva anche da nazioni extraeuropee. Siamo a pagina 5, notizia che ci porta nel capoluogo, Spessa Arena, fondi spariti, spiegateci perché. Oggi il mondo sportivo è in consiglio per avere risposte sul contributo per aumentare la capienza delle tribune, il caso finisce in aula grazie alla domanda di attualità presentata da Belluno di Più. Sui social si scatena il dibattito. E sempre dal capoluogo, tagli necessari, alberi pericolosi, pingitore da sempre quando c'entrano sicurezza e benessere urbano, sono a favore di abbattimenti, fatti anche da Massaro. Questa è la dichiarazione del consigliero con delega appunto al decoro urbano. Ancora dal capoluogo turismo, Belluno alla settimana città alpina, facciamo rete ormai da 25 anni. Spostiamoci a Fonzaso, festa dell'uva, chiusura con i carri. La sfilata di ieri è stata al centro di un evento tradizionale al quale hanno partecipato anche persone da fuori provincia, omaggi alla tradizione contadina, giostre, mostre artistiche e attrazioni per bambini, appuntamento all'edizione numero 20. Feltre nella giornata del cuore, un incontro per riconoscere le patologie cardiovascolari e ancora da Feltre via al trekking culturale tra i castelli. Siamo a Falcade, abbraccio fra tradizioni in Val Biois. Ieri si è chiuso il sipario sulla tipica Sedes Monteghea, presenti gruppi folk da tutta la penisola, anche da Sassari. La sfilata con balli e canti sotto il sole nelle vie del centro, confermata anche il prossimo anno la stessa ricetta. Sedico, una panchina rossa per Villa Patti in occasione della mostra a mercato. E ancora a Ponte nelle Alpi, 100 anni per Dosolina, festa e regali. Originaria di Arsier, si aggiunge alla lista dei longevi in Alpago. Siamo a Valle di Cadore, il paese resta al buio, danni per i lavori alla variante, notizia di cui abbiamo dato spazio leggendo il richiamo sulla prima pagina, compresa questa che ha aperto l'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno, un cane per salvare la famiglia, Joshua e Zeus, alleanza vincente. La storia di un bambino di 10 anni con una rara sindrome nel suo custode, il 12 ottobre la cena solidale dedicata a raccogliere fondi per altri piccoli. Vediamo appunto in questo scatto Ruben, il papà Ruben, mamma Deborah, Joshua e il figlio Joshua è stritolato affettuosamente per lo scatto il cane d'assistenza Zeus, un golden retriever. Cortina, scambio culturale, 44 giovani ragazzi ascolti in paese, così veicoliamo l'amicizia tra i popoli con messaggi di pace. E ancora da Cortina, coppia di escursionisti si perde a Son Poses. Considerato il bel tempo in alta quota e la bella stagione, agli sgoccioli si temeva un fine settimana complicato dal punto di vista degli interventi in montagna. Il fine settimana invece è stato relativamente tranquillo, sebbene non privo di interventi come quello che avete sentito leggendo il titolo.
Queste quindi le notizie principali che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi ed entriamoci al suo interno con le notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima, siamo a pagina 14, riguarda le unioni montane. Dimezzare le unioni montane, la regione ne vuole 4. Una tra Cadore, Valboite e Comelico, Valle del Piave unita da Longarone fino a Borgo Val Belluna. Entro i primi giorni di ottobre la Regione Veneto vorrebbe che il bellunese assumesse un preciso orientamento sulle unioni montane. Attualmente sono 9, Venezia vorrebbe ridurle a 4, al massimo 5, ma sarà mai possibile dimezzarle? Ci stiamo fruttuosamente confrontando, reagisce il presidente veneto dell'UNCEM, che è il bellunese Agno Vigne, dopo il recente incontro con i presidenti delle unioni. Tra Cadore, Cortina e il Comelico ci sono oggi 3 unioni, Venezia ne gradirebbe una soltanto. È stata messa in liquidazione la Valboite, quindi è scontato che il centro Cadore assorbirà anche i comuni dell'altra valle, compresa Cortina. Ai piani alti di Corso Italia si aspetta di constatare che cosa accadrà. La Feltrina potrebbe assorbire qualche comune della Val Belluna, Val di Zoldo andrebbe in Agordino. L'intenzione di Venezia sarebbe quella di unire l'Alpago a tutta l'area del Piave, ma questa soluzione sembra improbabile. Tra i sindaci c'è chi sottolinea l'importanza di tenere uniti i territori che compongono la stessa area interna. Pagina 15, comune impiantisti al test preolimpico, viabilità la vera sfida, allo studio un piano sul traffico per far fronte ai tanti cantieri presenti in paese. Sarà un inverno con disagi, cercheremo di comunicare al meglio per limitarli. Rio Gere Hub di riferimento, nuovo noleggio sci in quota, Renzo Minella, direttore generale di Faloria SPA, fa il punto sulle iniziative della società. E parliamo ancora di montagna, sul Corriere delle Alpi, a pagina 16, la montagna tra economia e ambiente, Dolomiti, un'estate al top, in 2 anni il 5% di turisti, ANEF, ora impariamo a gestire i fuori stagione. Giugno e settembre mesi difficili, per fortuna c'erano gli stranieri, rifugi in tanti prolungano l'attività. E ancora montagna, economia e ambiente, sacchi con cartacee rifiuti, pulito il sentiero del Sorapis, un successo l'iniziativa di un gruppo di volontari nel luogo simbolo dell'overtourism. Maffione, noi siamo per la montagna frequentata ma sempre con il dovuto rispetto. E adesso il fatto di cronaca che interessa il capoluogo, coppia aggredita, lei è stata accoltellata, marito e moglie picchiati e feriti a notte fonda in via del Boscon, tracce di sangue sull'asfalto davanti al consorzio agrario. Coppia aggredita e ferita in via del Boscone. Nella notte tra sabato e domenica lui è stato brutalmente picchiato da un gruppo di ragazzi. Lei ha preso una coltellata a un braccio. Entrambi sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e trasportati al vicino ospedale San Martino. Sull'asfalto sono rimaste evidentissime macchie di sangue che potrebbero appartenere a tutti e due e non solo alla donna. Indaga la squadra mobile della polizia che è arrivata sul posto poco dopo i fatti e si è tornata ieri mattina alla ricerca di qualcosa, forse una borsetta o magari il coltello. Le ricerche si sono estese nel giardino della casa della parte opposta della carreggiata e dovrebbero aver avuto qualche successo, anche se su questo nessuno ancora si sbottona. Per il momento non ci sono stati fermi, tantomeno sono scattati degli arresti. I poliziotti stanno lavorando sulle descrizioni fornite, sommarie informazioni, e hanno avvertito il magistrato di turno, che ha aperto un fascicolo per l'ipotesi di reato di lesioni aggravate. Erano circa le 5 del mattino, secondo una prima ricostruzione, la vicina discoteca J'adore nel centro commerciale Salce era già chiusa. La nottata era passata senza particolari problemi, non ha ancora riaperto per la nuova stagione invece l'altro locale notturno Life. Marito e moglie sulla quarantina sono stati circondati da almeno 8 persone all'altezza dell'ingresso del consorzio agrario Belluno Treviso. Non si conosce il motivo del parapiglia, di sicuro sono volati pugni e calci all'indirizzo dell'uomo. A un certo punto qualcuno ha tirato fuori un coltello e ha ferito la donna all'avambraccio. I medici potrebbero vedersi costretti a operarla se dovessero essere rimasti coinvolti dei tendini. Staremo a vedere l'evolversi di questa situazione. Continuiamo invece con pagina 19, Moraglia ricorda Luciani con un appello all'inclusione. Ieri a Vittorio Veneto il patriarca di Venezia ha commemorato il 46esimo anniversario della morte, i compaesani in pellegrinaggio per quasi 70 km fino al santuario di Pietralba. Pagina 20, Feltre, ciclabile con troppi ghirigori, minoranza critica sul tracciato, per Enzina e Zatta andava comprata e abbattuta la vecchia casa affacciata sulla statale 50. Sovramonte, Malore sopra Zorzoi, arriva l'eliambulanza, Feltre, Tomo prepara la festa per la Desmontegada. Siamo a pagina 21, 7 ville, 3.000 donazioni in mezzo secolo, volontari del sangue in festa a Vas. La caposezione Annita Dorazio, abbiamo messo in campo generosità e amore verso il prossimo.
Dinamo Vellai e Astra Quero vincono la Coppa Dono, che emozione salvare vite. Le due società sportive hanno conquistato il premio di solidarietà atleti, dirigenti e simpatizzanti impegnati per il centro trasfusionale. Dalla rubrica Cultura e Spettacoli, addio Mauri, decano del teatro. Per 70 anni sulla scena, l'ultima volta appena 10 giorni fa Pesaro, attore e regista, le incursioni in TV e nel cinema, il sodalizio con Sturno. Andiamo avanti con la rubrica Giorno e Notte, Fonzaso in festa, ecco tanti scatti, carri allegorici in parata per celebrare l'uva e il vino, centro gremito per la tradizionale sfilata dei mezzi addobbati con tralci e piante. Artisti hanno utilizzato il mostro per dipingere i volti fonzasini di un tempo. Vediamo appunto alcuni scatti dei carri allegorici che si sono succeduti nel centro di Fonzaso. Applausi ai piccoli della scuola materna delle Canossiane con il loro carrettino. Belluno, Archifisarmonica al Teatro Buzzati, il fascino di un'insolita combinazione. Scusate, continuiamo con le notizie riguardanti lo sport. Calcio di Serie D, Dolomiti Bellunesi primi, campanelli d'allarme, mercoledì a Bassano servirà a cambiare marcia. La sconfitta interna con il Portogruaro ha amplificato i problemi, il centrocampo sembra essere il reparto più in difficoltà. Calcio di eccellenza, il Cavarzano brinda per un buon punto, rimonta il Conegliano. I giallorossi segnano con Compoare poco prima del riposo. Il pareggio trevigiano è su un cross sbagliato di Pramparo. Ancora dal calcio di eccellenza, il Borgo strappa un punto ad Oderzo, 0-0 tra Leo e Borgo Valbelluna. Continuiamo con il calcio di promozione, Isapre chiude l'Alpago Serrende con il San Gaetano. Calcio di prima categoria, Lentiai, corsa senza ostacoli, 3 gol a Spresiano e Primato. E ancora dalla seconda categoria, Sois Fantastico, 6 gol al San Vittore e più 4 su tutti. Ancora dalla terza categoria, il Tambre capolista non scherza, poker alla Gordina. Campionati CSI e Carnici, CSI Open, terza vittoria di Sottocastello e Sovramonte. Calcio giovanile, altro netto successo, la Dolomiti Under 16 resta in vetta. E ancora Under 17 Elite, turno di sorrisi per Dolomiti e Cavarzano. Motociclismo, Dalzotto assuma il tricolore dopo la doppia prova di Imola. La Feltrina quarta in gara 1 è caduta ieri lasciando strada alla Romana Bruno, ma la numero 8 è soddisfatta, sono contenta di come è andata la stagione. Motociclismo Superbike, Axel Bassani lontano dai primi anche in gara 2 in Portogallo. Pallavolo, prima giornata in Coppa Veneto, sorpresa nel derby, Limana passa a Feltre, ospiti sotto di un set, poi arriva la rimonta. Pallavolo femminile, Coppa Veneto per la SB, un KO amaro al tie break, il Cappella Sarmede non perdona. Ancora atletica ragazzi e ragazze, l'Ana Feltre è quinta ai campionati regionali, atletica finale B allieve, Firex Belluno nona, argenti di Isaurico, bronzi a Deprà e Melpignano. Corsa in montagna, trail del Nevegala a Cagnati ed Esco nel ricordo dello scomparso Salvadori. E ancora sci nordico, Elia Barpa riprende da Oberhof il terzo della sprint. Giorni di allenamento in Germania per il trichianese che ha corso anche una campestre migliorando il suo tempo. Ciclismo, Camerotto e Pittin, primi alla cronorazzo, sul podio i bellunesi Dal Ponte, Nardei e Salari. E ancora judo, Agnese Zucco, splendido argento europeo, dopo 2 interventi penso di meritarmelo. Grande risultato della Feltrina a Praga, dagli inizi con l'equipe Feltra al trasferimento a Roma con le fiamme gialle. Serie A, la Roma si rischia grosso, il Venezia si illude ma Cristante e Pisilli firmano il ribaltone. Ciclismo, il campionato del mondo, Tadej Legend, 100 km di fuga, non so cosa mi sia passato per la testa, Pogacar si prende anche la maglia iridata dopo il Giro e Tour. Tennis, Sinner e il nuovo processo, tempi ed esito incerti, oggi i quarti a Pechino. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, alternanza di nuvole e rasserenamenti, precipitazioni sui monti probabilità bassa, siamo al 5-25%, per qualche piovasco sulla pianura assenti. Ed è davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.